Primo caso di coronavirus anche in provincia di Treviso. Ieri una donna con patologie pregresse, un'anziana del 1944, è deceduta all'ospedale Cafoncello di Treviso. Ora cercheremo di capire le reazioni della gente e dei pazienti rispetto a questo nuovo caso di contagio. Buongiorno, c'è in corso l'emergenza da coronavirus. Lei è preoccupato e quali accorgimenti sta assumendo nella sua vita quotidiana? Guardi, io preoccupato non lo sono per niente. Gli accorgimenti, cerco di evitare gli affollamenti di persone, cerco di evitare determinate situazioni, però per adesso non sono assolutamente preoccupato. La vostra reazione qual è stata? Vi sentite tranquilli questo primo caso di decesso per coronavirus a Treviso? Sono un po' preoccupato, comunque dobbiamo accettare che viene, dovremmo abituarsi. Si tratta, dicono gli esperti, di un'influenza come tutte le altre, anche il tasso di morti è inferiore a quello delle altre influenze, quindi lei personalmente come si sente? Io mi sento un po' a disagio perché sto tutti i giorni, sento delle novità che cambiano in quantità di questo andamento veloce, si può dire veloce, e siamo preoccupati noi qui in Veneto che siamo un po' fuori. Non siamo come Padova, come Vo, come Milano, però la sentiamo un po' di fondo. Vediamo che lei ha sulla mascherina. Ha paura per l'emergenza da coronavirus? No, solo prevenzione. Non mi spaventa niente. Quindi lei non è preoccupato della situazione? Lei pensa che i media abbiano anche sopravvalutato la situazione? I media stanno solo a chiacchierare. Beh, cosa vuoi che pensiamo? È un'emergenza. E voi che lavorate, ci sono degli accorgimenti particolari che vi hanno detto di assumere o è tutto tranquillo? No, ci hanno detto di precauzioni, di stare un po' a larga di questi qua, poi basta. Gentilmente, buongiorno. Questa mascherina l'ha messa per proteggersi dal coronavirus? Ritiene che ci siano dei rischi? Perché sto facendo delle terapie per cui mi difendo un po' da tutto. Quindi si sta dicendo adesso che gli organismi più in difficoltà, affaticati, devono stare attenti rispetto a questo morbo, sono quelli che rischiano di più. Beh, penso che sia una cosa che tutti conoscono ormai. E secondo voi le misure cautelari sono giuste o sono un pochino esagerate? Le misure cautelari sono assolutamente giuste, sono i media che sbagliano nel trattare l'evento, perché diciamo che ci sono troppi approfondimenti, c'è troppo allarmismo, i media ci sguazzano perché è facile avere visualizzazioni e cose parlando di questa cosa e speculando sulle paure delle persone. Ma penso sia un po' il tutto sovrastimato in base ai dati che vengono poi forniti dai varie fonti tipo Organizzazione Mondiale della Sanità e altre fonti ufficiali. Poi ovviamente i dati sono parziali, come si affermano tutti quanti gli esperti, e da medico ecco, mi sento dire sì, stiamo in allerta ma senza nessun tipo di panico. Ecco, siamo con un imprenditore che ha la sua attività, il suo bar a ridosso del Cafoncello di Treviso. Quali sono state le reazioni dei suoi clienti e della gente che lei ha incontrato dopo la notizia del primo decesso qui all'ospedale? Sono tutti abbastanza preoccupati, infatti quando c'è l'ora dell'assemblamento di chi viene a mangiare, metà gente, cioè metà persone, per cui sono molto preoccupati, credo ingiustamente. Non vedo tutta questa grande emergenza, diciamo. Certo bisogna avere un po' di accortezza, però non la vedo, sono brutta. Una cosa sola, io direi che quando il nostro presidente Zaia e quello e Fontana hanno previsto questa cosa, non sono stati ascoltati dal signor Conte, perché è quello che non capisco. Può darsi che succedesse lo stesso tutto quello che è successo, però un po' di accortezza di più ci voleva, insomma, ci poteva essere. Secondo lei sono giuste le misure cautelari adottate? Dal governo? Sì. Secondo me sì, sono sufficienti. E lei è preoccupato o fa vita normale? No, vita normale, tranquillo. Buongiorno, che cosa pensate dell'emergenza da coronavirus? Avete paura oppure no? No, io neanche paura, ma mi noto sempre le avvertenze. E voi come vi state informando? Attraverso i social, la radio, le televisioni? Sì, attraverso anche portali ufficiali, tipo il Ministero della Salute, così. Poi attraverso l'università, perché io studio biologia, siamo quasi tutte in ambito scientifico-medico, quindi ci si cerca di informare nella maniera corretta, però non è neanche così facile. Eccessivo, tutto eccessivo, tutto sopra le righe e quindi cosa vuole che dica? Si può fare vita normale, quindi secondo lei? Sicuramente sì, si deve fare.
Ma scherziamo, dai. All'indomani del primo caso di coronavirus in provincia di Treviso, questa mattina siamo venuti proprio a Treviso per sapere il parere della popolazione su quanto avvenuto. Prima ci siamo spostati al Cafoncello e abbiamo appurato che la popolazione non si sente poi così insicura, però venuti in centro, come potete vedere, le strade e le piazze sono deserte. Per quanto riguarda gli esercenti del centro storico di Treviso, ecco, qual è la reazione dopo il primo caso di decesso a Treviso e nell'ospedale Cafoncello? Avete avuto una riduzione anche delle persone che frequentano i vostri locali? C'è stata un po' di riduzione da domenica, quando ha cominciato ad esserci un po' di allarmismo sui giornali, sui media. Lunedì la città era abbastanza vuota, ieri dopo che è successo questa cosa diciamo che c'è stata un po' di gente in meno, però non vediamo questo calo drastico. Dunque l'emergenza va benissimo, è la gente che è stupida. Per quanto riguarda i gel disinfettanti per le mani sono un'ottima soluzione. Sono esauriti nella vostra farmacia? Prodotti industriali sì, sono esauriti. Noi da venerdì produciamo un gel alcolico nel nostro laboratorio galenico che mettiamo a disposizione dei clienti, del tutto paragonabile a quello dei prodotti industriali. Purtroppo in questo momento siamo un po' in difficoltà perché comincia a essere carenti anche i materiali per produrre questo prodotto galenico, in particolare i contenitori. Stiamo aspettando un'altra fornitura e speriamo di poter soddisfare le esigenze del pubblico. Stamattina c'è stata inoltre una riunione in prefettura tra i vertici, però purtroppo poche notizie e poche informazioni utili sono trapelate. Restiamo quindi in attesa. I casi a Treviso rimangono uno, che è quello purtroppo della signora che ieri è deceduta, non ci sono altri casi perché il medico che è sotto osservazione ora si trova a Padova. Quindi io credo che stiamo facendo un buon lavoro, un ottimo lavoro, perché comunque i numeri sono controllati e sotto controllo. Fa piacere vedere che quando emerge un caso come purtroppo quello della signora, poi la macchina dell'emergenza si mette subito in moto e delimita molto i contatti che questa signora ha avuto con delle verifiche, delle analisi. Quindi credo che da questo punto di vista i cittadini devono sentirsi tranquilli, debbano stare tranquilli e piano piano rimettersi in moto, perché la vita deve continuare. Io soffro nel vedere la città deserta, soffro nel vedere un carnevale senza maschere, soffro nel sentire le aziende che sono in ginocchio, soffro nel sentire che i turisti stanno disdicendo tutte le prenotazioni e credo che sia giusto dare un messaggio, un'inversione di tendenza che il Veneto, Treviso si sta rimettendo in piedi e sta ricominciando non a camminare ma a correre.